Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comendone veneziano. Smetti di ridere sempre, cioè, che So, cazzo ridi? quando sono con te mi viene da ridere. Beh, sarò deficiente, vabbè, ciao a tutti No, dal Pignone Romagnolo. ecco. Ragazzi, Ogni volta ciao a tutti e ride, vabbè. raga, questa intro è... Siamo reduci da un'avventura. Sì, sì, veramente, io l'ho già spiegato un po', ho fatto un po' delle anteprime sul video di Fly Eh, Simulator. Veramente, cioè, anzi, dai, Piada, mi sono comincia te. Comincia te, commosso. Piada. Sei tu il piadarolo Gli di avrei turno. dato un bacione in fronte al Comendone. Alla fine di sto video ci metterete sotto i commenti, siete due culatori. Comunque, Ecco, vabbè. bene. Ma niente, praticamente è stato... vabbè. Comunque è stata una... Cioè, domenica sono andato a trovare il Marchino a Venezia e sono a Bologna. Comunque All è you need is stato... love, Era una la la giornata... la 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 la. All you need is- Guarda, lo volevo dire io sto battuta, ci vorrebbe la musichetta di sottofondo, Eh, All You Need Is Love. Vabbè, comunque ho beccato anche una bella giornata, sono andato a Venezia a trovare il Marchino e praticamente sono partito presto perché volevamo stare insieme il più possibile. E niente, quindi mi sono trovato lì alla stazione, il buon Marchino mi ha fatto aspettare colpa di mia madre, 20 che non minuti mi ha quest'estate. svegliato. No, vabbè. Comunque mi ero messo lì alla stazione a vedermi il panorama, tutti i canali di Venezia con Sì, i tutto canali, no, i canali di la bellissima YouTube. giornata che c'è. No, i canali di No, no, Venezia. no, quel giorno il canale di YouTube l'ho mandato a fanculo proprio. E E, niente, poi dopo ci siamo incontrati ed è stato come se ci fossimo sempre sì, visti, è insomma. nato l'amore. La cosa bella di questa giornata è stato è nato l'amore. Ci siamo baciati, abbracciati, coccolati. No, scherzo. Sì, No, sì. Poi, come ridi. adesso parlo io, Piara, se no È dopo stata ti una giornata stanchi. molto bella, dai, mi ha fatto... Vabbè, E... scusa, non sono dovuto prendere le redini lui della situazione, come sempre. No, facciamo metà e metà, Tanto da dai. disminchiare. Vai, dimmi. Grazie, amore. Ok, Comunque, scusa. no, dopo Sì. l'ho portato a vedere Rialto, il ponte di Rialto, Piazza San Marco, un po' tutti i posti più carini e soprattutto più alla portata, perché dopo dovevamo Il andare a porto delle mangiare. gondole lì, così. Ecco, sì. E dopo siamo andati a mangiare la pizza in un bel posticino che proprio per l'occasione ho detto portiamo il Dove il Piada. Comendino ci porta le fighe. Va bene. Dai, non fammi perdere il filo, cazzo. Ehm, E, Chiedo dopo, vino. e dopo siamo andati invece in terraferma. A Mestre siamo fatti 3 partite a biliardo, ce la siamo goduta veramente alla grande. Che dire, veramente il Piada è una persona Sì, dopo meravigliosa. volata che potevo ritornare dietro. Il Piada è stato veramente una persona, è veramente Beh, una che persona me. meravigliosa il Piada. Cioè, ce ne sono Vabbè, pochi in giro così. anche il Marchino. Non mi hanno fatto quello stampino, poi l'hanno buttato via, dai, va a cagare. Comunque No, siamo no, in no, due, Piada, te ci lo siamo dico trovati io, bene o male. cioè, già in pochi mesi che ti conosco mi hai girato più te di altri, magari i miei amici che invece conosco da anni e si sono rivelati delle merde, quindi... viva il Piada, viva tutto, però adesso raga io non voglio piangere perché ormai sei più verso la commozione che altro, e direi di partire a tromba, come dice il buon Piada, e senza ulteriori indugi andiamo su Shogun. Ok, Ecco la mia frase del ok. petto. E 3, quella è la 2, tua, no? Per 1, te dovrei cantare pronti? giapponese. Vabbè. Andiamo. Buono raga, finalmente dopo 32.000 video riesco a registrare qualcosa di un attimo più decente perché ormai qua si sono perse le tracce del Comendone. Allora, qua, Era anche ora, porca boia. ecco, che zoccolone che sei. Allora, qua forse ho Ti finito devi tutto. sbrigare. Ragazzi, ho finito tutto. Cosa hai finito? Ho Cosa? finito il reclutamento e andiamo. Allora, ho finito il reclutamento, raga. Questi sono i miei 2 eserciti. Eccolo, questo è il primo. Che bello. Non posso dire niente anche se il Piada sa già tutto, ma voglio rendere un po' di suspense.
Quindi questo è il... Scusa, scusami una cosa, Mister Di me. Suspense. Tanto te vedi i miei video, io vedo i tuoi video, Ah quindi sì, sto ma è sempre una più sul cagata, segno che infatti. cazzo ci abbiamo. Comunque sì, ho due Fare- generali. Sul primo, Non adesso fare devo fare un l'oste su. bilanciamento però, raga. Comunque ho le cavalieri con katana, tanti samurai con katana cazzuti, un bel po' di samurai con yari cazzuti. E dall'altra parte invece ho un po' di samurai con arco e tantissimi Ashigaru con yari, più un altro mini generale un po' obeso. Niente, adesso devo, come si dice, equilibrare l'esercito e parto, dal prossimo turno parto verso Buzen, perché Buzen è una regione bellissima, piena di tante belle cose, non vedo l'ora di conquistarla. Raga, allora qua ho bilanciato tutto, non ho fatto vedere sta parte perché è noiosa e pallosa. Allora adesso ho messo un po' di arcieri qua, Bilanciato nell'esercito cosa? principale, e ho spostato un generale e un po' di katane nell'esercito secondario. Adesso ragazzi si parte alla conquista di Buzen. La la la, la la la, la la la, la la la, la 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 la. Na 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 na. Siamo qua a Necessario il la 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 Buzen. la. Eh? Era necessario il la 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 la. Eh sì, Cos'è? perché mi dà da stadio, mi dà coro da stadio. Ah, Eccomi qua. Buono. non le Passiamo. macchine Ah, per lo andare a stronzone del spaccare il Piada. culo al mondo. Lo stronzone del Piada ha fatto nascere di nuovo Però il Daimyo, là, è tornato il quello là, insomma. il Daimyu, cos'è? Ok. Pokémon Daimyu. Vabbè, dai, è un Pokémon. Raga, passo il Sì, turno. ho di nuovo un Daimyo. Ecco, passo il turno Ho la perché il Piada. scigliatina. Raga, siamo pronti. Un solo grido, un solo allarme. Buzen in fiamme. E vai. Aiuto. Ok, Devo si dire va a che ti stai Buzen. avvicinando. Cioè, Comincio praticamente ad... sono Sì, sì, eh, vedo Busan. 1100 Vedo con la unità lampadina. contro 65. Quindi, ragazzi, la faccio in automatico perché ho praticamente. Marchino, te li sto distruggendo tutti io gli eserciti Ma di ah, Timori. Dai, sentilo. muoviti a venire qua. Sì, che Che ti vergogna. aspetto con le spade È tratte. proprio uno scandalo il Piada, è proprio una cosa indegna. Dai, dai, che vinciamo. Oh, vittoria dura. Sarà una vittoria impossibile questa, secondo me. Adesso ti faccio una canzoncina, vediamo se capisci il perché. Pazzi, pazzi, pa, pa, Bonci, pam. Ti ho fregato. Ti ho fregato. adesso voglio che mi spieghi perché, dai, Ti perché ti piace canto sta vincere canzoncina? Dai, facile? spiegami. Ti piace vincere facile? Ah, allora lo sai, dai. Eh sì. Dai, muoviti e fa sto segno. Occupazione pacifica e si gode alla grande. E si gode la la la. Allora, mettiamo a posto qua che sennò si incazzano i stronzoni. Allora adesso I cipolloni. avanziamo e avanziamo. Perché è vero che il Piada ha fatto il lavoro sporco contro i Mori, però è anche vero che io all'inizio, per colpe mie, per carità, però ero partito tanto in salita, quindi alla fine siamo pari, non rompete i coglioni, ma basta. Ok. Pari, non c'è, abbiamo perso il daimyo tutti e due. Sì, io l'ho perso la prima puntata, cioè raga, la prima puntata perdo il Daimyo, sono un figo della Madonna. Ok, a Quello posto, sempre. togliamo le comunque. tasse per sicurezza, anche perché ho un bel meno 6, quindi, anzi meno 10, benissimo. E niente, allora ho preso Sì, Buzen prima che c'è. e adesso l'obiettivo finale è Sagato qua, che cazzo si cazzo, perché non vedo la parte iniziale perché, vabbè, insomma, Sagato, quello che è. E dopo, no, Nagato, scusate. Sì, E dopo basta, penso, perché ho proprio il Piada vicino, quindi veramente dopo c'è sono lo lì che ti scontro, tendono a imboscare. c'è lo scontro finale. Io comincio a far avanzare l'esercito, tutti e due, belli cazzuti. Guarda che belli che sono. Eccoli qua, ecco, sicuramente al prossimo turno vado a conquistarli perché fatalità la città è proprio nel punto più a nord, ad est, e quindi non ci arrivano ancora le mie unità. Adesso intanto ho reclutato un po' a Ah Buzen sì, io la vedo. perché c'era un po' di scontento. Qua tutto Io a la vedo da posto. qui la tua città, la volevo separare io. Ma invece sono arrivato prima io e ho vinto. E vai. Buzen è messa così. Niente. Raga, andiamo a Nagato, fei. Dai.
Fioi. Sboro. Sono bellissimi intercalari del comune. Eccoci qua. Allora siamo 1000, No, eccoci. 1100, 1100 a 375, anche questa si può fare tranquillamente in automatico. Vai e No, andiamo. voglio combattere con i miei 45 uomini. Vai, vai. Te la devi sudare. Vai, 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 dai cazzo, dai, dai, dai. Non capisco, Vittoria decisiva. non capisco perché Tannanana. non me la faccio scegliere. Perché te l'assicuro che è proprio, cioè, è proprio una battaglia. Generale aumento di Beh, voglio grado. combattere lo stesso. Basta, basta, me la godo, me la Tu godo. livello 4, mio livello 2. Me la godo, me la Bello. godo. Panzi, panzi, pam, pam, pam. Allora, vediamo un attimo. Allora, quando cazzo era il generale? No, no, è migliorato uno che era di livello 2, quindi va a 3. Non è quello più forte, diciamo. No, Raga, ho conquistato il suo, purtroppo sì, ero attaccato, però è stato un problema con Steam, con la connessione, con Fraps, quindi non si è visto insomma che sono andato là, però comunque era 1000 unità contro 15, praticamente non era una battaglia, era sempre automatica. E niente, adesso ho conquistato Buzen, Suo e Nagato, sono contento sinceramente perché il mio clan è anche diventato importante, quindi ha preso prestigio. E da come sono partito, sinceramente, adesso sono messo bene, sono proprio contento. la piadina a prova, ovviamente. Sì. Comunque è stata finora è stata una bella campagna, a mio avviso. Perché comunque c'è stata prima la parte iniziale dove ognuno si è conquistato i suoi territori adiacenti. Poi dopo c'è stato il mio sbarco nelle terre dei Mori, dove comunque c'è state delle belle battaglie. E poi Marchino si è cominciato a avvicinare a me dopo un assestamento suo. E intanto io mi sono assestato adesso io a reclutare Sì, un sì, pochettino di molto truppe. equilibrato il tutto. Diciamo comunque è stato molto equilibrata, sono davvero contento, è venuta fuori una bella campagnetta. Bene, raga, E dai. quindi niente, adesso nel prossimo video vediamo di vedere cosa succede, insomma, se c'è un battaglione, se cominciamo subito a darci le botte, insomma, vediamo, Sì, dai. sì, infatti. Boh, raga, qua c'è sti anche dei problemi, vedo che ci sono un po' di lag di connessione, quindi è meglio chiudere qua, dai. Raga, alla prossima. Sì, dai, questa Ciao! sera abbiamo dato. Alla prossima, ciao a tutti.